Nicolò Rocco, da oggi candidato ufficiale per il terzo polo alle comunali di Treviso. Il mio vero sfidante è Mario Conte, dice nel suo tour incontrerà i sindaci del passato, anche Gentilini e Gobbo. A sorpresa alla presentazione di Rocco anche il candidato civico del centro-sinistra Giorgio De Nardi, rammaricato per la mancata alleanza. Ho votato terzo polo, dice, non capisco perché non abbiamo trovato un accordo. Soldi e regalie ai politici veneti che coltivano buoni rapporti con la Russia. L'accusa di un'inchiesta giornalistica internazionale scatena la tempesta nella Lega regionale tra i nomi nel mirino Valdegamberi, Tosato e Ciambetti. Lo speaker dell'opposizione in Consiglio regionale Lorenzoni attacca Zaia Intervenga, che rischiano subito. I diretti interessati smentiscono ogni ipotesi e parlano di una guerra di propaganda in corso. Dopo la lettera inviata al governo dai vertici dell'ULSS 2, i senatori di Sinistra Italiana hanno portato il caso in Parlamento. Spese insostenibili per le famiglie, servono provvedimenti. Precariato e pendolarismo estremo, la denuncia regionale dei lavoratori delle poste in presidio davanti alla sede di Mestre, trattati come pacchi, dicono. In agosto la scoperta di un linfoma, da allora la sua battaglia nella giornata mondiale contro il cancro, la testimonianza della storica dell'arte trevigiana Ombretta Frezza. Da anni saluta ogni giorno le auto che passano lungo la Feltrina tra Lano di Piave e Pederob, e ora quello che tutti chiamano l'uomo di Fener viene segnalato da Google Maps come attrazione turistica. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano c'è la politica. Lotta all'inquinamento e alle solitudini sono tra le priorità per Nicolò Rocco, da oggi candidato ufficiale per il terzo polo alle amministrative di Treviso. Il mio vero sfidante è Mario Conte, dice. Tutti quelli che corrono con me devono conoscere Tina Anselmi. Nel suo tour incontrerà i sindaci del passato, anche Gobbo e Gentilini. Mi chiamo Nicolò Rocco, ho 33 anni, sono nato all'ospedale Caponcello, ho fatto le materne a Bricico, le scuole elementari agli Amicis, le medie alle Serena, mi sono diplomato al liceo classico Antonio Canova. Si dichiara fin da subito orgogliosamente trevigiano Nicolò Rocco nel giorno della presentazione ufficiale a candidato sindaco per il terzo polo sotto la loggia dei 300. Ed è grazie al fatto che so di non essere solo che oggi annuncio la mia candidatura a sindaco di Treviso. A supportarlo ci saranno due liste, una civica fatta da giovani e una politica con volti noti dell'amministrazione locale, un mix di competenze con dei valori definiti irrinunciabili. Voglio una lista con tutti gli amministratori, voglio una lista con tante persone di esperienza e vedrete che ci saranno sorprese, ma voglio anche una lista fatta da tanti ragazzi giovani. Credere nei giovani non significa essere giovanilista, significa credere nella gavetta. Infatti io a tutti i candidati consiglieri comunali chiederò di fare formazione politica e amministrativa. Non ci si candida alla cosa pubblica in questo territorio se non si conosce la storia di Tina Anselmi, non ci si candida se non si conosce il proprio quartiere, se non si conosce come è fatto il bilancio del Consiglio Comunale. Richiesta anche una solida esperienza nel campo del volontariato e sensibilità sui temi ambientali. Del resto le priorità programmatiche per la città, dice Rocco, sono essenzialmente due. Tutti noi abbiamo due veri nemici: l'inquinamento, non solo da polveri sottili, e le solitudini che si sono acuite con la pandemia. La pandemia l'abbiamo rimossa, ma ha lasciato delle ferite pesanti, soprattutto nei ragazzi giovani, nelle persone anziane, nelle persone sole. Sostanza ma anche forma che in politica si sa fa la differenza. Più volte il candidato del terzo polo sottolinea che il suo vero sfidante è l'uscente Mario Conte e poco importa se a pochi metri in linea d'aria ad ascoltarlo ci sia il candidato del centro-sinistra Giorgio De Nardi. Io sento di poter avere la libertà di dire che gli altri sfidanti sono delle persone bravissime. Io penso che il candidato del Partito Democratico Giorgio De Nardi sia un imprenditore di cui il nostro territorio deve essere orgoglioso. Sono convinto che il candidato sindaco uscente sia stata una persona molto presente, da cui bisogna imparare a stare tra la gente, che ha fatto delle cose importanti come l'aumento dell'allacciamento alla rete fognaria, ha lavorato bene sui fondi europei e lo ringrazio per aver detto che io sono il suo principale sfidante, quindi ringrazio Mario per aver detto che io sono il suo principale sfidante e anche per me Mario Conte sarà il principale sfidante. Accanto al tour nei quartieri, Rocco, che in questi giorni ha sentito i big Matteo Renzi e Carlo Calenda, farà anche un giro tra i sindaci di ieri e di oggi. Qualcuno potrà storcere il naso magari, ma io voglio incontrare Gagliardi, voglio incontrare Gobbo, voglio incontrare Gentilini, voglio incontrare il mio caro amico Giovanni Manildo e voglio incontrare anche Mario Conte per parlare di PNRR. Questo perché
deve essere una continuità amministrativa. Ricordiamoci sempre che chi guarda Treviso la guarda con invidia per quanto bella è la nostra città, e se è bella è perché questa comunità ha saputo costruire qualcosa di importante. Col mio entusiasmo, con le mie innovative, vorrei candidarmi per renderla sempre più bella, sempre più Treviso. Allora, lo avete visto, era presente alla ufficializzazione del nome di Rocco anche il candidato civico del centro-sinistra Giorgio De Nardi. Io condivido le idee del terzo polo, per cui sono molto vicino all'elettorato del terzo polo. Ho votato il terzo polo alle ultime elezioni, però non riesco a capire il motivo per cui hanno deciso di presentarsi da soli quando potevamo essere sicuramente molto più efficaci lavorando insieme su questo progetto. Giorgio De Nardi lo ammette candidamente di aver votato alle politiche il terzo polo e lo fa dopo aver ascoltato il discorso di Nicolò Rocco sotto la loggia dei 300. De Nardi gioca dunque a carte scoperte. La politica è sempre l'arte del possibile, mi hanno insegnato, per cui se ne parlerà in futuro, insomma, di eventuali possibili collaborazioni o altro. Io sono nuovo della politica tradizionale, per cui mi approccio con un atteggiamento molto aperto, molto senza pregiudizi. Se ne parlerà quindi anche in vista di un possibile ballottaggio? Se ne parlerà, sì, sicuramente. È ovvio che per come è organizzato l'elezione del sindaco, il fatto di andare al ballottaggio diventa poi molto importante, anche far convergere punti di vista che possono portare a una convergenza. Senta De Nardi, però Rocco ha detto De Nardi è un bravissimo imprenditore, però il mio sfidante politico è Mario Monti, il mio principale sfidante. Ma io penso ai cittadini, non penso a quello agli slogan degli altri candidati. Se lui è convinto di questo, va bene. Nessun rancore, anzi segue la stretta di mano con relativi messaggi tutt'altro che subliminali. Non vedo dispersione quando tante persone si attivano, è un moltiplicatore di forze. E invece De Nardi un po' la vede. Sì, io sono convinto che sarebbe stato molto più efficace andare insieme e unire le forze, perché tra l'altro sono assolutamente compatibili, abbiamo idee molto simili per credo la maggior parte del programma che verrà presentato. Trovo poco diciamo conveniente, poco furbo separare le forze, però rispetto la scelta del terzo polo e auguro a Nicolò il massimo del successo da questa candidatura, e poi magari chissà potremo trovarci a lavorare insieme sul ballottaggio. Una risposta al perché non c'è stata l'accordo arriva ad esempio da Roberto Grigoletto, volto del terzo polo. C'è anche lui ovviamente tra i volti del terzo polo trevigiano pronti per la candidatura, Roberto Grigoletto, ma anche Martina Canciana, e poi anche new entry della lista civica dei giovani a supporto, come ad esempio il giovane Mattia Stefani, e poi c'è anche l'ex presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzoiello. Lo sentiamoli tutti partendo proprio da Grigoletto. Se De Nardi non ha ancora capito il motivo per il quale non ci siamo alleati con lui, volentieri glielo possiamo rispiegare per la 20ª volta. È chiaro che la candidatura di De Nardi nasce come una candidatura politica, è il candidato della sinistra, non è un candidato civico e quindi noi ritenevamo di dover dare rappresentanza a una richiesta di presenza di un terzo polo che, ripeto, domanda di essere rappresentato nella città di Treviso. Tonella, che lei conosce bene, dice il terzo polo sta facendo il gioco della destra. Ma Tonella ha questa abitudine un po' a parlare per slogan e soprattutto a indossare lenti ideologiche. Devo dire che anche recentemente lui e il PD non è che abbiano avuto moltissima fortuna in città. La lista del terzo polo sarà formata da ex assessori, consiglieri comunali, proprio per dare quella opportunità di portare un contributo anche dettato dall'esperienza amministrativa che c'è stata. Noi stiamo proseguendo un nostro progetto. Al di là dei nomi, crediamo fortemente che un progetto riformista per la città possa essere un progetto che può portare un contributo importante. Andrea Penzoiello, insomma, lei si mette a disposizione di Rocco, ha sciolto anche lei le riserve? Assolutamente sì, come ho sempre fatto, metto a disposizione della città. Il progetto di Nicolò era quello più pragmatico e più interessante per costruire a Treviso il futuro, quindi non potevo tirarmi indietro quando lui mi ha chiesto di essere della partita. Quindi lei è un papabile assessore al commercio nel caso di una giunta Rocco?
Io sono una persona che è pronta a lavorare per la città, poi farò quello che serve fare, mi metto a disposizione e parleremo quando i risultati verranno alla mano. Io ho sempre detto, bisogna capire che vocazione vogliamo dare a Treviso, quella turistica è molto importante ma copre un 30% del fabbisogno dell'attività, quindi quello che serve è riportare in centro prima di tutto gli uffici, dopo gli uffici allora si può ragionare su tutto il resto, ma se non portiamo in centro gli uffici Treviso morirà, il turismo non basta. La solitudine tra i giovani, questo è stato sottolineato parecchie volte da Rocco, è un'emergenza. Certo è un tema che è diventato caldo soprattutto dopo la pandemia, ma è un tema che comunque vede i giovani sempre più protagonisti anche per la società che stiamo sempre più vivendo, dove i contatti umani vengono sempre di più a mancare. In questo senso servono delle misure ad hoc fatte per la socialità dei giovani, quindi degli spazi e, come ha detto Rocco, soprattutto tanto verde, che è il primo spazio per i giovani. Ancora la politica, ma allarghiamo lo sguardo, parliamo di politici veneti e rapporti con la Russia. C'è un'inchiesta giornalistica internazionale che sta scatenando una tempesta, in particolare nella Lega. Legittimare l'occupazione russa in Crimea e promuovere politiche pro-Mosca in Europa. Questo è l'obiettivo dell'International Agency for Current Policy, realtà guidata dal parlamentare russo Sargis Mirzakhanian, la cui attività è stata svelata da un'inchiesta giornalistica internazionale, complici migliaia di mail che dovevano rimanere riservate e che conterrebbero invece le prove di come i lobbisti russi intendessero pagare i politici con tanto di onorari e budget per piani di viaggio, compresi soggiorni in resort a 5 Stelle sulle rive del Mar Nero. È in questa fitta corrispondenza che emergerebbe con forza il nome del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, già assessore regionale e oggi nelle file della maggioranza a Palazzo Ferrofini. Sarebbe stato lui il principale referente politico dell'agenzia russa non solo in Veneto ma in tutta Italia. Accanto a quello di Valdegamberi anche i nomi di Paolo Tosato, senatore leghista veronese e già consigliere regionale, e di Roberto Ciambetti, anche lui leghista e attuale presidente del Consiglio regionale. Nel materiale raccolto dal PUN investigativo, va detto, non risultano documenti finanziari o estratti conto capaci di dimostrare che i pagamenti siano stati effettuati, semmai l'evidenza di una relazione costante nel tempo e che avrebbe portato nel maggio 2016 il Consiglio regionale del Veneto, primo in Italia, ad adottare una risoluzione a firma Valdegamberi per l'autodeterminazione della Crimea, tesa a far togliere le sanzioni alla Russia decise dalla comunità internazionale a seguito dell'invasione della penisola ucraina da parte del Cremlino. Sull'esempio veneto si mossero poi Lombardia e Liguria, tutti provvedimenti che ebbero un effetto tonificante per la propaganda di Mosca. Nell'inchiesta giornalistica finisce sotto la lente anche la visita della delegazione veneta in Crimea dell'ottobre 2016, quando si siglò un protocollo di cooperazione fra Veneto e governo locale filorusso, presenti Ciambetti e lo stesso Valdegamberi. Per Stefano Valdegamberi il risultato del viaggio non è stato puramente di pubbliche relazioni, si legge nell'inchiesta pubblicata in Italia da IRPI, ma l'organizzazione di contatti promettenti per iniziative imprenditoriali che pagano le sue campagne elettorali e sostengono la sua attività politica. Parole pesantissime contenute in una mail inviata da un collaboratore al parlamentare russo, ma appunto da dimostrare, così come l'attribuzione allo stesso Valdegamberi di una somma da parte dell'agenzia russa di 3.000 euro. Da quello che ho letto, la persona più coinvolta è il collega Valdegamberi. Però ecco, il ruolo istituzionale di Roberto Ciambetti credo lo coinvolga e richieda veramente di chiarire e dare massima trasparenza ad ogni possibile coinvolgimento. Valdegamberi, poche ore prima della diffusione dell'inchiesta, ha pubblicato un post sui suoi social anticipando la propria presenza al sit-in "Il popolo non vuole la vostra guerra" in Piazza Bra a Verona. Scommettiamo che la mia partecipazione a questo evento provocherà un attacco mediatico nei miei confronti nei prossimi giorni, preparato all'estero e consegnato ai media italiani compiacenti. Prendete nota di questo post, dice Valdegamberi. Insomma, gli elementi per un'altra tempesta perlomeno politica ci sono tutti. Se io fossi il presidente Zaia, chiederei alle persone del mio gruppo di chiarire e di dare massima trasparenza ad ogni punto, perché io penso che le persone che li hanno votati debbano avere chiarezza e debbano togliersi qualsiasi dubbio in merito a vicinanze che dal punto di vista politico non sono oggi giustificabili.
E intanto i diretti interessati non solo smentiscono ogni ipotesi di regalia, ma parlano di una guerra di propaganda in corso. Avendo vissuto quei momenti e come lei ha definito agenti della propaganda russa, questi che stanno scrivendo sono agenti della propaganda contro Russia, che in un momento di in un conflitto armato sta facendo opera di disinformazione. Io posso assolutamente smentire che ci siano state regalie o altre cose, perché ripeto, sono assolutamente, e per come sono state scritte e messe in fila, una serie di inesattezze, per non dire anche bugie, che lasciano il tempo che trovano. Una guerra di propaganda, non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che dice di non aver mai conosciuto il parlamentare russo Mirzakhanian. Nell'inchiesta però figura anche una certa Marina Klebanovic, attivista russo-polacca con un'ampia rete di contatti nell'ambiente delle destre europee, avrebbe tenuto le relazioni anche con i media. È passato molto tempo, stiamo parlando del 2016-2017, ci mancherebbe. Sinceramente non mi ricordo se c'era una Marina o qualcos'altro fra gli addetti stampa dell'Economic Forum a Yalta, però ripeto, quel signore lì citato vi assicuro non l'ho mai visto, mai sentito. Ciambetti, che da ultimo commenta la richiesta urgente di chiarimenti formulata dall'opposizione di Arturo Lorenzoni, tirando in ballo il Qatargate e lo tsunami che si è abbattuto sui socialisti europei. Io vorrei chiedere se Lorenzoni ha mai conosciuto Panzeri nelle sue attività istituzionali o professionali. Da Verona interviene Valdegamberi a margine del sit-in contro la guerra in Piazza Bra. Mai ricevuto regali né case, dice. La linea è la stessa di Ciambetti, anzi più dura. Tutte balle, questo è il modo proprio per fare giornalismo o per fare disinformazione, fatto ovviamente da chi, mandanti sappiamo chi sono, non sono italiani, vengono dall'estero, perché bisogna convincere gli italiani che è giusto andare in guerra, è giusto fare la guerra per gli altri. La pagheremo cara questa scelta noi nel futuro, la stiamo già pagando cara dal punto di vista economico. Se noi guardiamo anche le sanzioni recenti, se noi guardiamo gli effetti delle sanzioni, stanno svalutando l'euro rispetto al dollaro, il dollaro ha recuperato sull'euro, il rublo ha recuperato, alla fine prendere quel posto sono proprio gli italiani, le imprese italiane, le case di riposo che si vedono l'energia cara, le tariffe care, e tutte conseguenze di scelte scellerate dal punto di vista politico. Noi invece di pensare alla politica dei russi o alla politica degli americani dovremmo cominciare a pensare alla politica dell'Europa e prima di tutto dell'Italia. Chiudiamo questa pagina, parliamo, le diceva Valdegamberi, anche nel servizio, le rette delle case di riposo, perché gli aumenti delle rette di case di riposo trevigiane arrivano in Parlamento con una interrogazione presentata dai senatori Tino Magni e Aurora Florida di Sinistra Italiana e Verdi. Nell'interrogazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali i senatori ricordano il quadro di aumenti del prezzo del gas e dell'energia elettrica che si è sviluppato nell'ultimo anno e le conseguenze sul sistema delle RSA in provincia di Treviso. L'abbiamo raccontato anche ieri nel nostro servizio. Nell'ULS 2 c'è stata già una richiesta al Ministero, previsti aumenti pari a 11 milioni di euro e le rette delle case di riposo con un aumento medio di 150 euro. Era stigmatizzato anche dalla CISL ieri, dunque in questa interrogazione si chiede che vengano presi provvedimenti. E a proposito di rette di case, sulle case di riposo, arriva anche l'attacco della CGIL con una stoccata alla Regione. Basta copiare e delle volte si può anche copiare meglio, però bisogna farlo e tra l'altro lo si può fare senza attendere l'autonomia. Consiglio con stilettata direttamente al Presidente Zaia dal sindacato pensionati della CGIL sul caso aumento delle rette nelle case di riposo. Una situazione ampiamente prevedibile secondo Barbiero, che ricorda come già nel 2019 proprio la CGIL consegnò a Palazzo Balbi un documento con problemi e possibili soluzioni accompagnato da 10.000 firme. Sostanzialmente si possono riassumere maggiori impegnative. Adeguamento dei contratti nazionali dentro una logica di uniformità tra i diversi attori che gestiscono le case di riposo e poi tutta la partita fiscale. Da una parte fare in modo che gli utenti possano dedurre la stessa percentuale della quota alberghiera e dall'altra parte fare in modo che le case di riposo paghino un'unica IRAP e non differenziata. Perché attualmente c'è una forte disparità fiscale tra le case di riposo che pagano l'IRAP, a seconda se siano cooperative, di privati oppure IPAB, ma anche per i cittadini che, sempre a seconda della struttura, possono dedurre o meno gran parte della retta.
Chiaro che diversità di costi significa diversità di rette, che secondo il sindacato si traduce in una vera e propria discriminazione tra anziani di serie A e di serie B, partendo da chi non riesce ad ottenere il sostegno dalla regione perché nonostante il continuo aumento della popolazione anziana non c'è stato un adeguamento sul numero di impegnative disponibili. Purtroppo gli aumenti sono sempre stati fatti a carico degli utenti, degli anziani, mentre invece le rette che la regione copre con le impegnative sono rimaste ferme a 15 anni fa. Insomma, una situazione che richiede una profonda revisione che ad esempio in altre regioni è già realtà. In Emilia-Romagna erano già staffate in accordo tra il governatore e le agenzie delle entrate. Ma quello che indigna maggiormente il sindacato è che in tutti i ragionamenti non si tenga minimamente conto dell'ISEE e degli anziani ospiti. Chi non ha i 3.000 euro di pensione al mese è chiaro che ci deve essere qualcuno che interviene, mentre per quelli che hanno pensioni elevate, anche se hanno una SVAMA che gli consente di avere l'intervento della regione, sarebbe giusto che si pagassero coi soldi propri. Ecco perché in questo momento la regione non tiene conto dell'ISEE allora? No, su questa questione della casa di riposo non c'è l'ISEE. E poi ci sono le cartelle esattoriali e i comuni che non aderiscono al famoso mini condono del governo, tra questi il comune di Cessalto che addirittura sta anche recuperando i mancati pagamenti. 936.000 euro nell'asso temporale dal 2016 al 2018, quindi 3 anni. Sono tornate in pochi mesi ben 120.000 euro alle casse del comune. I numeri confermano che la linea tenuta è quella del rigore. Non solo il comune di Cessalto non ha aderito, come la maggior parte dei municipi, alla rottamazione delle cartelle fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dal governo per l'arco temporale tra il 2000 e il 2015, ma sta controllando tutte le multe in sospeso e i mancati pagamenti del triennio successivo, dalle sanzioni stradali all'IMU, quasi 1 milione di euro. Gli avvisi di accertamento sono partiti e il sindaco ha voluto metterci la firma. Io ho voluto proprio firmare gli avvisi di accertamento per 2 motivi. Il primo perché essendo una carenza cronica di personale ho dovuto fare comunque da responsabile dell'ufficio ragioneria e tributi e quindi ho avuto la responsabilità di firmarlo, ma anche un messaggio politico perché comunque bisogna premiare chi ha sempre pagato e non il contrario. Quindi io mi aspetto che lo Stato mi dia degli strumenti per agevolare chi ha sempre pagato e non il contrario. Crosato, esponente di Forza Italia, di fatto sa che la sua posizione non è quella ufficiale della maggioranza di cui fa parte. Nessuna tregua fiscale dunque a Cessalto o mini condono. Il sindaco si vota al pragmatismo. È doveroso perché io ho in continuazione persone che vengono a chiedermi risorse e aiuti, anziani che sono in grossa difficoltà a cui devo pagare giustamente, aiutarli a pagare delle bollette, la legna, il pellet, e quindi a me servono risorse e vado dove le risorse devo anche per obblighi tributari andarli a prendere. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, anche dipendenti trevigiani di Poste Italiane stamane a Mestre, la manifestazione del sindacato regionale contro i troppi part-time, troppo precariato e pendolarismo estremo. Poste è la più grande azienda italiana e adesso ha un progetto importante, Polis, per portare i servizi su tutto il territorio. Il problema è che servono le persone. Bisogna assumere le persone e stabilizzarle, invece ci sono ancora tanti precari, tanti a tempo determinato, tanti part-time e soprattutto tanti pendolari e così non si può garantire un servizio. Precariato e pendolarismo scandiscono la politica aziendale di Poste Italiane, denunciano i lavoratori del sindacato della comunicazione della CGIL in presidio davanti alla sede di via Torino a Mestre. Chiedono di mettere in primo piano i dipendenti, spostati spesso da un punto all'altro, dicono, come pacchi postali. Noi abbiamo lavoratori di Venezia che lavorano a Padova, abbiamo lavoratori di Padova che vengono mandati a Venezia, abbiamo lavoratori in giro per la provincia per andare a fare mansioni che sarebbero coperti da lavoratori che avrebbero effetti sul loro pendolarismo pari a 0. Lei dove abita? Abita a Mogliano Veneto. E dove lavora? A Padova. Quanti chilometri fa al giorno? 95 km al giorno. Lei dove abita? A Mestre. E dove lavora? Al CMP di Padova. E quanti chilometri fa al giorno?
Faccio 37 km andata e 37 km al ritorno. Altro problema è quello del personale precario o part-time. Il part-time è una condanna, perché condanna i lavoratori ad essere poveri pur lavorando. È un'esigenza che crea l'azienda, perché così ha dei lavoratori più flessibili, più ricattabili, che hanno bisogno di sbarcare il lunario e quindi fanno turni, fanno straordinari solo ed esclusivamente perché l'azienda sfrutta la loro condizione. Torniamo a Treviso. Oggi a Porta San Tommaso ha preso il via la raccolta firme voluta dalla cellula dell'associazione Luca Coscioni a sostegno di chi decide di accedere al suicidio medicalmente assistito. Iniziata nella mattinata di sabato la raccolta firme a favore della proposta di legge regionale denominata Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Le varie cellule dell'associazione Coscioni si sono organizzate da oggi nei vari punti allestiti all'interno degli spazi scelti tra i comuni del Veneto. La campagna nasce dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019 sul caso Antoniani Cappato. Mira a governare e a dare delle certezze sui tempi e sulla modalità di erogazione di questo tipo di prestazioni da parte delle aziende sanitarie. Quindi lavoriamo a livello regionale perché le aziende sanitarie fanno parte del sistema sociosanitario regionale Veneto e cerchiamo di portare a compimento almeno in parte questa quota della sentenza della Corte Costituzionale in maniera tale che i cittadini veneti possano essere garantiti in una risposta nei tempi e nei modi che gli servono. La proposta era stata depositata a dicembre e nei giorni scorsi i promotori si sono recati in regione per ritirare i pacchi contenenti i moduli vidimati. L'associazione punta a raccogliere nei tempi previsti le oltre 7.000 firme necessarie per poter proporre al Consiglio regionale del Veneto il testo di legge. Abbiamo la nostra vidimatrice, quindi le firme saranno autenticate in maniera assolutamente regolare e è l'inizio di un'attività che proseguirà nei prossimi mesi a Treviso e nei comuni più importanti della provincia, dove abbiamo già lavorato per il referendum dell'anno scorso. Oggi è la giornata mondiale della lotta al cancro e allora sentiamo il racconto di Ombretta Frezza. La sua lotta è iniziata poco più di 6 mesi fa contro un linfoma. È una calda giornata dell'agosto 2022 quando la vita di Ombretta, 48 anni, storica dell'arte di Treviso, cambia per sempre. In una stanza del Caffoncello la diagnosi di un linfoma follicolare. Quel momento è stato surreale, come essere in un sogno, ricorda. È stato tutto molto irreale. Quasi non credevo che stesse accadendo a me, sinceramente. C'è proprio quella sensazione di vedersi da fuori, no? Quasi dire adesso mi sveglio è solo un brutto sogno. Poi arrivano ulteriori esami e visite, il piano di cura e l'avvio delle terapie. Ombretta sta per iniziare il 5° e penultimo ciclo di chemio e con loro la consapevolezza della malattia e del percorso che si ha davanti. Il reparto di ematologia, in cui la vita sembra fermarsi rispetto all'esterno, diventa come una seconda casa. Medici e infermieri, nuovi compagni di un viaggio durante il quale si scopre una forza che non si sapeva di avere. Io avrei pensato così in un immaginario collettivo che mi sarei abbattuta dal primo momento, invece no, ho trovato molta serenità in realtà non dico nell'accettare totalmente quello che mi stava accadendo, ma insomma nel dire ok, va bene, è una prova che la vita ti dà e bisogna affrontarla. La paura arriva a momenti, arriva anche quella ed è giusto che arrivi, che ti dà la grinta per combattere, a volte mi ricarica. Arriva di notte di solito. Paura, ma anche rabbia e nuove consapevolezze. Tante volte mi sono chiesta perché a me, però poi mi sono anche detta forse è un'occasione che non devo buttare via, ma che devo usare, usufruire, sfruttare per poter cambiare alcune cose che comunque non andavano già prima nella mia vita. Cioè mi ha fatto veramente rimettere in discussione tutto. Alla fine il messaggio a chi come lei sta affrontando la battaglia contro la malattia. Non ho mai pensato neanche un secondo che questa bestiaccia mi possa vincere, non esiste proprio. Cercare di essere comunque cercare sempre di trovare il bello in ogni giornata, anche quando sappiamo che comunque dentro di noi c'è un inquilino un po' scomodo che dobbiamo mandare via a calci assolutamente. A Ponte di Piave la nuova cartellonistica in braille per guidare i non vedenti in municipio e non solo. Ci apriamo insieme. Digiti pure
Ok, vieni pure sulla targa così puoi iniziare a leggerla. Comune di Ponte di Piave, piano primo. Municipio accessibile anche alle persone con disabilità visiva. Presentato il percorso di accessibilità alla sede municipale nell'ambito del PEBA, piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e firmata la convenzione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità della vista. La prima impressione che io ho ricavato è una grande disponibilità da parte dell'amministrazione e una grande sensibilità da parte dell'amministrazione, che sono i presupposti necessari per lavorare insieme per l'abbattimento delle barriere percettive ed architettoniche. La nuova cartellonistica in Braille consente da oggi l'accesso e la fruibilità del municipio anche a persone con ridotta capacità visiva. È un primo là rispetto anche alla fruibilità del municipio con queste targhe collegate al Braille. È un percorso che la comunità di Ponte di Piave ha fatto dal 2014 ad oggi, prima con l'abbattimento barriere architettoniche collegate appunto all'ascensore della Casa di Cultura e a tutta la strumentazione che la Regione Veneto ci ha dato, successivamente la sensibilizzazione con la LIS, che è una lingua e che i ragazzi delle scuole la stanno proprio collegando come lingua dedicata appunto alle persone con disabilità sorde, ed ora arriviamo a questo. La giornata si è conclusa con una visita guidata alla Casa di Cultura dedicata allo scrittore Goffredo Parise, dove è stato mostrato ai partecipanti un percorso sensoriale rivolto a persone con disabilità visiva, alla scoperta dell'universo Parise, dei suoi legami, delle sue passioni e della grande pittura italiana contemporanea che trova spazio nella Casa Museo. Le difficoltà maggiori sono relative più che altro allo spostamento in spazi complessi come stazioni piuttosto che spazi molto ampi, piazze simili. L'accessibilità della cultura è anche un altro punto critico che a noi interessa molto, e l'accessibilità dell'informazione, quindi siti internet e simili. Ieri abbiamo visto il riconoscimento a 6 negozi di Treviso che hanno ricevuto il riconoscimento di negozi storici. Oggi andiamo a conoscere alcune delle loro storie. Quando è che ce ne siamo resi conto di quanto importante era il vostro ruolo sociale? Quando siamo stati costretti a chiudere. Le parole del sindaco fanno eco a quelle del presidente Ascom Confcommercio Treviso Federico Capraro, che insieme al vice sindaco Andrea De Checchi hanno consegnato alle attività storiche di Treviso il riconoscimento della regione, in quanto luoghi di valore e presidi della comunità. L'ortofrutta Ghedin, l'oreficeria De Rui, l'antiquario Antichità Vanzella, l'ortofrutticola Tasca, l'osteria Dalla Gigia e il centro contabile. Via Toniolo, vicino alla Camera di Commercio, piazza Borsa. Dal 75 c'è il negozio Buffetti, 30 ottobre 75, sì. L'attività è stata aperta nel 1925 dal nonno di nome Valentino, è lì dal praticamente 25 nella stessa porta, sempre lo stesso ingresso. È passata poi al figlio Augusto e adesso siamo i nipoti, io, Boschiero Marco, e mio cugino De Santi Lorenzo. Io faccio proprio io personalmente 50 anni, ma il negozio è da 58 anni che è in Viale Montegrappa. Tutti esercizi commerciali che possono vantare decine di anni di presenza stabile in centro e che sono diventati punto di riferimento per la trevigianità. L'Osteria della Gigia c'è da almeno un secolo, io sono subentrata nell'agosto 2019 da Sandro Video, che mi hanno accompagnata oggi, e loro l'avevano presa nel 1982 ed è una delle osterie più storiche della città. All'incontro è arrivato anche qualche ex titolare, come gli ex storici di Vicolo Barberia Sandro Valiera e Ovidio Gobbo. Poveri pensionati, vecchi e malandati, basta. No, cerchiamo di restare giovani, di stare sempre vivi, ci piace moltissimo queste rappresentazioni, queste cose ci piacciono moltissimo, e Treviso merita queste cose, perché così torna gente, cioè è bellissimo vederla viva Treviso. Non è un negozio storico, ma è diventato, almeno per Google Maps, un'attrazione turistica. Parliamo di quello che tutti chiamano da anni, da decenni, l'uomo del Fener, l'uomo che saluta gli automobilisti tra Pederobba e Alano di Piave.
Da quasi 30 anni accoglie e saluta gli automobilisti che percorrono la Feltrina tra Alano di Piave e Pederobba, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno. Protagonista quello che ormai tutti hanno ribattezzato l'uomo di Fener, all'anagrafe Christian, alla cui storia potrebbe benissimo ispirare la sceneggiatura di un film. Per chi è del posto la sua presenza è ben nota e guai a non ricambiare il suo saluto. Si dice infatti che porti fortuna e assicuri un buon viaggio. L'uomo di Fener è diventato talmente un'abitudine da finire addirittura su Google Maps. È sufficiente digitare Fener sul motore di ricerca, zoomare sulla cartina ed ecco apparire il suo nome come attrazione turistica con una valutazione di 4,9 su una scala di 5 stelle. Per Google Maps un'attività a tutti gli effetti con tanto di orario di apertura fino alle 24 e chiusura nei fine settimana e chissà se davvero Christian il sabato e la domenica riposa. Certo è che nonostante la sua immagine scorra via veloce al passaggio delle auto, il suo stare lì quotidiano è rimasto impresso tra la gente e lo si capisce scorrendo le oltre 114 recensioni su Google Maps. Un saluto passando la mattina ti rallegra tutta la giornata. Sempre un'emozione vederlo ogni volta che passo. Vederlo per Fener ti fa sempre sorridere, una certezza e ancora una mirabile visione che rallegra gli animi dei passanti. Tanti like per l'uomo di Fener. Un mito, una leggenda, un mistero, un uomo. Solo alcuni dei messaggi lasciati. Adesso, visto che eravamo tra Pederobba e Alano di Piave, andiamo nel bellunese. In apertura le migliaia di sciatori bloccati oggi dalle fortissime raffiche di vento fino a 120 km all'ora, le quote più alte delle Dolomiti. Numerose le strutture chiuse, tra cui la funivia della Marmolada che vediamo nelle immagini. Problemi dal Selaronda sopra Arabba alla funivia di Porta Vescovo, dal Passo San Pellegrino a Falcade, da Auronzo a Misurina. A Cortina sono stati chiusi gli impianti di Cinque Torri, Faloria, Tofana e Falzarego. Aperti invece gli impianti a quota più bassa sia a Cortina che ad Arabba, come pure sul Civetta, dove invece è stato chiuso il collegamento con lo Zoldano. Più fortunata la schiarea di Forcella Urine, che non risente fortunatamente delle folate di vento. Chiusi invece gli impianti del Monte Avena, aperti quelli del Nevegale. Insomma, una giornata di disagi notevoli per queste fortissime raffiche di vento che hanno bloccato migliaia di sciatori. E purtroppo in queste settimane, in questi giorni abbiamo parlato di tanti soccorsi anche per le valanghe che sono avvenute anche a causa del vento. Allora c'è il bilancio anche dello scorso anno del soccorso alpino. Un volumetto realizzato per cercare di raccontare e illustrare un po' della vita della stazione del soccorso alpino di Belluno. Una iniziativa voluta nel tentativo di cristallizzare qualche momento importante vissuto nel corso del 2022. È stato un anno inferiore per numero di interventi rispetto a quello precedente, però comunque con dei numeri importanti da un punto di vista di interventi di carattere escursionistico, prevalentemente escursionistico, relativamente limitati quelli di carattere alpinistico. Un racconto fatto attraverso la presentazione di alcuni dei momenti più caratterizzanti tratti dagli interventi di soccorso, da alcune esercitazioni, oltre che dall'attività istituzionale di informazione e prevenzione. Una quarantina di interventi raccontati, ma in questi giorni, con il pericolo se ne possono aggiungere purtroppo sempre di nuovi. Attualmente lo sci alpinismo viene spostato nel periodo centrale dell'inverno, nel quale notoriamente ci sono le condizioni più complesse e quindi anche i rischi sono proporzionati. Lunedì mattina alza bandiera simbolico in contemporanea nelle città di Cortina e Milano a 1000 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali del 2026. E quanto avverrà con l'inizio alle ore 10 davanti al municipio di Cortina d'Ampezzo, accompagnato dalle note dell'inno di Mameli intonato dalla cantante Verena Sambo. Non si tratterà di una cerimonia che vedrà una folla di autorità e lunghi discorsi, ha detto il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi. In accordo con il collega milanese Giuseppe Sala abbiamo deciso di fare un gesto simbolico che dà il via al countdown sull'inizio dei Giochi del 2026. Da Cortina a Feltre, perché sta per partire la stagione di un'attività, uno sport particolare, quello dei tiratori alla fune. Una presentazione per dire noi ci siamo.
Lo fanno i tiratori alla fune di Feltre, nati nel 1997 dalla volontà dei quartieri che nella disciplina si confrontano da sempre in occasione del palio. Tiratori alla fune Astra Feltre, dove Astra è l'associazione di Quero, qui sono affiliati per fare parte della Federazione Giochi Sport Tradizionali e dove si allenano in un impianto che per la disciplina è forse tra i migliori in Italia, tanto che in aprile verranno ad allenarsi in 45 atleti svizzeri del team campione del mondo. Questo significa che c'è un comprensorio unito che condivide i valori dello sport. Quanto è importante il tiro alla fune per Feltre? Beh, il tiro alla fune per Feltre è importante perché viene collegato alla più grossa manifestazione che abbiamo a Feltre, che è il Palio. Ricco il calendario di appuntamenti. Dalla prima gara il 29 aprile in Prat del Moro del campionato italiano per la categoria 680 kg fino alla finale del 15 luglio a Vellai. Da un torneo in Belgio ai campionati del mondo cui partecipano separatamente sia club che nazionali in Svizzera in autunno. Tiratori alla fune Astra Feltre, campioni italiani nel 1999, di tutte le categorie nel 2000, quindi ancora successi fino al 2002. Negli ultimi anni alcuni ottimi secondi e terzi posti, ma l'ambizione è quella di tornare in vetta. Sarebbe molto importante anche perché il movimento è piccolo e una visibilità che ci darebbe l'essere campioni italiani ci permetterebbe di trovare nuovi atleti e di proseguire ancora meglio la nostra attività sportiva. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Anticiclone delle Azzorre in declino, il tempo si manterrà stabile ma torna l'aria gelida di origine artica. Il dettaglio di domenica 5 febbraio. Sul Veneto cielo nel complesso poco nuvoloso con significativi spazi di sereno ma anche fasi di copertura piuttosto estesa, limite delle nevicate in calo fino a quote collinari. Temperature in lieve diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, massime tra i 5 e i 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nube a carattere sparso ma del tutto innocua. Farà progressivamente più freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto con nubi basse e nebbie inizialmente, più sole invece a seguire. Temperature minime intorno a -1, -4 gradi, massime sui 6-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.